Buonasera, ben ritrovati, edizione straordinaria, sono le 20:15, lo avete sentito nel corso delle nostre edizioni, nel corso dei nostri telegiornali. Stanno diminuendo i casi, continuano a diminuire i casi di positività nella nostra regione ed oggi la notizia che arriva dal Presidente Zaia: l'uso della mascherina non sarà più obbligatorio per strada in Veneto dal 1° giugno prossimo, continuerà ad essere indispensabile nei luoghi chiusi, accessibili al pubblico, quindi bar e negozi, e all'esterno solo nelle occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente la distanza di sicurezza tra i non conviventi. Quindi questa è stata l'ordinanza firmata da Luca Zaia oggi pomeriggio. Riapriranno a breve anche le terme e noi siamo in collegamento, lo vedo nello schermo, con Riccardo Mortandello, sindaco di Montegrotto Terme. Buonasera sindaco. Buonasera Daniela, buonasera a tutti i telespettatori. Dunque sindaco, si riparte, era attesa questa notizia, ora insomma c'è insomma il benestare anche del governatore, si riparte definitivamente? Sì, abbiamo esigenza di ripartire in fretta, ripartire con certezze e ripartire garantendo ovviamente la salute pubblica. C'è stata la conferenza Stato-Regioni che ha dato delle linee guida, eravamo tutti in attesa, sia la parte pubblica ma soprattutto gli imprenditori, dell'ordinanza della Regione del Veneto, e siamo anche in attesa del DPCM. Quindi una ripartenza, ci saranno dei vincoli giustamente, però se mai si inizia mai si riprende, perché abbiamo esigenza in sicurezza di riportare i turisti nel nostro territorio. Ecco, come vi siete organizzati lì a Montegrotto? Beh, ci siamo organizzati da un punto di vista ovviamente istituzionale con le varie ordinanze e i vari decreti, da un punto di vista imprenditoriale lo stesso. Alcuni alberghi hanno già aperto, ovviamente adottando tutte le precauzioni, altri riapriranno dopo la festa della Repubblica, altri ancora riapriranno presumibilmente in luglio. Diciamo che ad oggi dobbiamo accontentarci di un turismo di prossimità, nella speranza che magari verso la stagione autunnale si aprano anche le frontiere e possa arrivare quel 40% di turisti che sono i turisti stranieri. A tal proposito, oggi girando per gli alberghi so che molte telefonate stanno già arrivando dall'Austria, dalla Germania. Speriamo sia di buon auspicio, poi dipende, perché ci sono eventi che sono superiori alle nostre volontà. Insomma, questa è una buona notizia, perché insomma fino ad ora non c'era stato grande movimento di turismo straniero, e invece insomma lei ci conferma che in realtà insomma qualcosa si sta muovendo. Beh, diciamo che la situazione era ferma, appunto perché a livello globale questa pandemia ha fermato tutto. Qualcosa si sta muovendo, abbiamo anche l'occasione di poter ripartire imparando dagli errori del passato e programmare soprattutto una riformulazione del nostro prodotto turistico e una commercializzazione che faccia in modo che tutte le risorse che andremo a investire, siano esse comunali, regionali, europee o governative, possano avere un ritorno dell'investimento e soprattutto possano essere funzionali ad un abbassamento delle tasse. Cosa cambierà per le terme, secondo lei? Beh, cambierà sicuramente l'approccio, perché ovviamente l'obiettivo è fare in modo che questo virus venga debellato. Cambierà l'approccio perché ogni struttura alberghiera deve avere una commissione interna di controllo e di garanzia rispetto alle norme anti-Covid. Servirà molta responsabilità da parte di tutti, perché dobbiamo fare in modo che non ci siano delle persone che con il loro comportamento rischino di farci tornare indietro, perché tornare indietro significherebbe veramente mettere in crisi ancora di più non solo il territorio della destinazione Terme Colli Euganei, Montegrotto e gli alberghi, ma anche tutta la filiera che corrisponde ad essa. Sindaco, oggi il Presidente Zaia ha anche detto insomma, che il suo auspicio è che ci sia insomma, un'apertura fra le regioni, almeno italiane, quanto prima. Lui dice anche addirittura insomma, dalla prossima settimana. Questa sarebbe un'ottima notizia, soprattutto per voi. Sì, un'ottima notizia, perché non nascondiamo che i nostri turisti vengono principalmente dalla Lombardia, dall'Emilia Romagna e dal Friuli Venezia Giulia, però questo auspicio deve essere anche, diciamo, rassicurato da un contenimento del rischio di contagio, perché, ripeto, va bene aprire tutto, ma dobbiamo farlo in sicurezza.
perché prendersi il lusso di tornare indietro significa veramente fare un ulteriore disastro rispetto al disastro fatto dalla pandemia. Ecco, poi adesso anche la notizia che dal 1° giugno, non so se ha sentito, appunto, le mascherine all'aperto, insomma, non sono più obbligatorie. Sì, peraltro mi risultava che queste mascherine fossero obbligatorie solo nel Veneto, anche all'aperto. Qui sarebbe importante anche un senso di responsabilità sia da parte della Regione sia da parte del Governo di trovare una strada che non crei contrapposizioni e muri contro muri tra le regioni e lo Stato centrale. Serve una responsabilità a tutti i livelli per fare in modo che le regole siano certe, che i cittadini, gli imprenditori possano essere in grado di rispettarle. Quindi confidiamo nel senso di responsabilità delle istituzioni e soprattutto dei cittadini. Ecco, le linee guida per quanto riguarda le terme sono già arrivate? C'è qualche problema? Nel senso, sono troppo rigide oppure vi aspettavate questo? Ci aspettavamo questo, adesso verificheremo assieme agli imprenditori e alle associazioni di categoria come noi entità comunali possiamo mettere nelle condizioni migliori di operare. E se sono troppo restrittive o no non lo sappiamo, lo verificheremo, l'importante è che ci aiutino a contenere il virus e soprattutto a fare in modo che non ci siano casi di contagio. Sindaco, la ringrazio, grazie davvero. Grazie a voi, buona serata, grazie dell'intervento e grazie per il servizio che fate di informazione che è preziosissimo in questa fase storica. Arrivederci. Grazie davvero, grazie, buona serata. Insomma, dunque avete sentito, ormai insomma, anche le terme sono al via, dovrebbero ripartire. Giustamente il sindaco Mortandello, il sindaco di Montegrotto Terme, dice l'importante è che sia tutto in sicurezza per evitare insomma poi eventuali che sarebbero catastrofiche ricadute. Noi ci spostiamo, vediamo se riusciamo a Venezia. Per farvi sentire le parole del direttore della Mostra del Cinema, Barbera, un attimo che ecco qui e vediamo se riusciamo a sentirlo, se riesce la regia a farci sentire le parole per quanto riguarda la Mostra del Cinema che si rifà. Alberto Barbera, buongiorno, ben arrivato al Lido intanto. Grazie. Grazie, sono contento, sono felice di essere al Lido, meglio essere qui che non a Milano. Allora, la mostra si fa quest'anno allora? La mostra si fa, questa per il momento è l'unica certezza. Tutti vorrebbero sapere come si fa, quanti film ci saranno, eccetera. Per questo bisogna aspettare ancora un po' perché è troppo presto, non abbiamo ancora indicazioni precise che ci consentano di fare un piano preciso. Com'è la situazione del cinema da quello che lei ha potuto vedere in questi mesi di produzioni? Come sono le produzioni? Ci sono film? Ci sono moltissimi film perché molti sono rimasti bloccati non potendo uscire e poi le post-produzioni sono riprese, quindi molti film che erano stati girati ma non completati vengono completati esattamente in questo periodo e quindi credo riusciremo a vedere molti di quelli entro la fine del mese di luglio quando annunceremo il nostro programma. Quindi potrebbe essere una cosa che gioca a favore della mostra anche? Beh, tutti aspettano la mostra come il momento della riapertura, del rilancio della stagione cinematografica e del cinema mondiale e c'è una grande attenzione, una grande voglia di partecipare, quindi probabilmente diventerà un appuntamento davvero in qualche misura storico, insomma, il primo festival del dopo pandemia. Quanto ha aiutato la tecnologia in questo periodo di lavoro, per lei per esempio? Tantissimo, nel senso che io non ho mai smesso di lavorare, la tecnologia mi ha consentito di continuare a visionare film, a rimanere in contatto con le produzioni e gli autori di tutto il mondo, cosa che non sarebbe stato possibile anche soltanto qualche anno fa, quando la tecnologia non era ancora così sviluppata. Poi lei è stato a Berlino, se non sbaglio, che è stato l'ultimo evento. Com'è andata a Berlino? A Berlino è andata benissimo, ho incontrato tantissimi produttori, distributori, agenti e abbiamo cominciato a fare le prime liste di film, di titoli possibili, qualcuno nel frattempo è saltato per ovvi motivi, altri invece stanno arrivando e devo dire che non mancherà la scelta neppure per questa edizione della mostra. Due ultime cose che chiedo, l'Excelsior è ancora chiuso, lo aspettate?
Beh, immagino che sia difficile fare una mostra senza l'Excelsior. Ok, non si può ovviamente ancora parlare di programma, ma ci sarà qualche americano o quantomeno spera di portare un po' di divi importanti? Ma gli americani sono ovviamente quelli più preoccupati per ovvie ragioni, anche perché i voli per l'America non ci sono ancora, la riapertura delle frontiere non è ancora stata decisa e quindi è veramente un po' presto per capire se avremo degli americani. Qualche americano sicuramente sì, magari produzioni indipendenti, magari non provenienti dai grandi studios che sono un po' più reticenti, un po' più attenti ai problemi di sicurezza, anche perché mandare in giro una star e sottoporla a qualche rischio può... Comunque i big ci saranno, anche italiani per esempio. Ma certo, ma non soltanto italiani, continuerà a essere una mostra internazionale con film che vengono da tutto il mondo come ogni anno. Grazie e ben arrivato a Lido. Grazie. Dunque, insomma, avete sentito le parole del direttore della Mostra del Cinema Alberto Barbera, che è stato intervistato dal nostro collega Lorenzo Maier, che abbiamo anche al telefono. Lorenzo, buonasera. Ciao Daniela, buonasera a tutti. Dunque una bellissima intervista, una delle poche interviste che ha rilasciato il direttore. Sì, la prima penso, perlomeno di quest'anno, perlomeno parlando della mostra, ci ha voluto così il direttore onorale, lo ringraziamo per questa esclusiva che ha voluto concedere al nostro gruppo, perché come abbiamo documentato anche nei giorni scorsi, Barbera è pienamente operativo al Lido di Venezia e quindi questa sera, proprio pochi minuti fa, circa un'ora fa, lo abbiamo intercettato davanti al Palazzo del Cinema. Lui ha disposto con la consueta cortesia e signorilità, dando anche un po' di indicazioni importanti sulle quali sta lavorando. Ecco, ci dicevi anche, insomma, abbiamo sentito anche dalle sue parole la novità dell'Excelsior. Sì, questa è la seconda bella notizia di giornata. La prima ovviamente abbiamo avuto dal direttore della mostra Barbera, la conferma anche della sua voce che si sta lavorando per la mostra. E, tra l'altro Alberto Barbera aveva detto fin da subito, anche nei mesi scorsi in piena pandemia, che maggio sarebbe stato il momento decisivo della scelta. Così è stato, quindi è stato pienamente di parola. La Biennale sta rispettando pienamente i tempi che si era data, scherzando abbiamo così riflettuto anche con Barbera dicendo che quest'anno le aspettative sono ancora maggiori, non solo per l'ambiente cinematografico ma anche per quello economico, anche per quello dell'immagine, quindi era un po' atteso il suo sbarco come un uomo della svolta per questo periodo. L'altra bella notizia, come dicevi tu, è che in questo percorso di ripresa verso la normalità, proprio ugualmente pochi minuti fa il gruppo londinese che ha in mano la gestione dell'hotel Excelsior, che è l'hotel simbolo del Lido di Venezia, dove appunto nacque anche la mostra nel 1932, che avrebbe dovuto aprire il 18 di aprile, poi ovviamente per il coronavirus, per il blocco delle frontiere, per tutto il periodo di cui sappiamo che stiamo documentando in questi mesi, si è fermata la situazione. Al Lido e a Venezia si parlava, c'erano una rita di voci, molte delle quali anche infondate del rischio che non acquista. Bene, oggi è stata data comunicazione che da sabato 27 di giugno apriranno gli stabilimenti balneari Excelsior, De Belle e Quattro Fontane, che sono i 3 stabilimenti balneari principi più prestigiosi dell'isola, e dal 1 di agosto aprirà i battenti anche l'hotel Excelsior sul lungomare Marconi, come al solito con la sua terrazza, in modo da poter fare la mostra. Sarà un'apertura non di 6 mesi, 7 mesi come avviene solitamente, ma di soli 3 mesi, ed è comunque un segnale importante che la città si attendeva. Ecco, su questo va dato grande merito al general manager Alessio Lazzara, che con il suo team ha tenuto la barra dritta e ha voluto dare questo segnale, perché ricordiamo che si parlava del gruppo inglese che ha in tutta Europa, in tutto il mondo, circa 8.000 camere, molte delle quali ovviamente sono chiuse, molte delle quali anche resteranno chiuse nei prossimi mesi,
non sarà così per il centro, che potrà aprire per i suoi ospiti e anche per i veneziani, che comunque, pur non permanendo qui, sono legati all'Excelsior, perché è un hotel simbolo un po' della dolce vita del Lido e di quest'isola. Ecco. Lorenzo, proprio un'ultima domanda velocissima prima della pubblicità. Oggi le frecce tricolore a Venezia, insomma, uno spettacolo bellissimo. Sì, uno spettacolo bellissimo, anche qui non è stato solamente bello le acrobazie, ma il significato che si è voluto dare a questo gesto di solidarietà per tutte coloro che hanno perso purtroppo la vita per il coronavirus e di ringraziamento per tutti coloro, medici, infermieri, sanitari e volontari, che sono tuttora, direi, impegnati in prima linea per difenderci dal contagio. Grazie davvero Lorenzo, grazie anche per questa intervista, grazie e buona serata. A voi. Dunque vedo che c'è la pubblicità, quindi ci fermiamo per un attimo di pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio con l'ultima parte di questa edizione straordinaria ed ora torniamo a parlare dei fondi che sono arrivati, una prima tranche di fondi che sono arrivati a comuni e alle province da parte del governo, e ci colleghiamo subito con Roberto Padine, presidente della provincia di Belluno. Buonasera Presidente. Buonasera a tutti. Dunque una prima tranche è arrivata, una boccata d'ossigeno per tutti voi? Beh, direi proprio di sì, anche perché è una somma che noi possiamo utilizzare, diciamo così, in maniera libera come in spesa corrente. Questo sicuramente è un grandissimo vantaggio, questo in riferimento ai tantissimi comuni, in particolare forse in questo contesto a quelli più grandi, che ovviamente hanno diminuito di molto le entrate, che quindi avevano bisogno di una liquidità per cercare di far fronte a quelle che sono le esigenze immediate e poi anche a quegli interventi di sostegno sociale che sono indispensabili in questa fase di post-coronavirus. Ecco, qualcuno diceva, insomma, sono ancora insufficienti. Ma sì, è stato fatto un calcolo e complessivamente per quanto riguarda le province le esigenze di circa 1 miliardo a livello nazionale e 5 miliardi per quanto riguarda i comuni. Con questo, diciamo così, provvedimento ne sono arrivati 3 per i comuni e 500 milioni per le province. C'è stato però anche un annuncio da parte del governo che a settembre ci potrebbe essere la possibilità di avere un nuovo importo di circa 3 miliardi ancora per i comuni e altri 500 milioni per le province, che a quel punto lì andrebbero complessivamente a sanare quelle che sono un po' i deficit che comuni e province stanno patendo in questa durissima fase, diciamo così, come dicevo prima, di post pandemia. Una notizia che attendavate davvero con trepidazione questa. Ma questa è, come diceva lei, una boccata d'ossigeno importante, anche perché noi sindaci siamo impegnati in quella che è l'attività anche di sostegno alle attività economiche, le attività commerciali. Devo dire che io poi sono anche sindaco di Longarone, io avendo fatto la fusione dei comuni avevo anche, diciamo così, un bel tesoretto da poter investire proprio per sostenere. Avevamo già pensato ad esempio a portare un intervento sulla Tari dal mese di marzo fino a fine anno e soprattutto nei confronti degli esercizi commerciali, quindi di esentarli da questo. Ovviamente con questa spinta e con queste risorse in più cercheremo anche di fare nuovi interventi poi anche a sostegno delle famiglie e anche le attività economiche. Devo dire che queste sono somme importanti. Noi come un comune come il nostro di circa 5.000 abitanti abbiamo circa 250.000 euro a disposizione, che è una somma direi consistente, quindi è un percorso da fare. Mentre per quanto riguarda le province, lì passo dal ruolo da presidente della provincia, avevamo fatto un calcolo che per la provincia di Belluno avevamo un circa 1.500.000 di minori entrate. In questo modo, diciamo, andiamo a colmare circa 1 milione di euro, quindi o poco più, quindi insomma riusciamo in buona parte a venire incontro a questi mancati introiti. Ecco, adesso riparte un po' tutto. Ha sentito anche, insomma, dal 1° giugno via, insomma, non saranno più obbligatorie le mascherine e poi il governatore Zaia diceva auspico di poter riaprire, anzi si auspica che si possano riaprire le regioni
in modo insomma da incentivare anche il turismo, di far tornare un po' il turismo nelle città. Questo sarebbe importante anche per la provincia di Belluno. Questo è uno dei grandi settori che hanno patito più di altri, penso, questa pandemia, e devo dire, penso alla città di Venezia, che sicuramente è forse quella più colpita, perché tra quello che è avvenuto a novembre con l'acqua alta e poi ovviamente il coronavirus, una città come Venezia che vive di turismo e sicuramente sta attraversando un momento molto difficile. Noi stiamo cercando di attuare anche una campagna di promozione e marketing che sia legata alla montagna sicura, alla montagna accogliente, la montagna che tutela il turista, e io veramente mi auguro che quest'estate possa dare dei segnali di ripresa. Quindi la montagna è un luogo ideale. Stavamo pensando a un turismo di prossimità, quindi legato soprattutto agli italiani, ma sto vedendo che stanno ricominciando le prenotazioni anche dai paesi esteri, e questo è un altro segnale positivo. Sicuramente ci saranno delle difficoltà e non possiamo pensarci a tutto esaurito, penso, degli ultimi anni e della grande crescita che il turismo in provincia di Belluno stava registrando, ma devo dire che cercheremo di calmierare questa difficoltà che abbiamo, e le strutture ricettive c'è una grandissima voglia di ripartire. Ecco, penso che questo sia lo spirito che sta animando tutti coloro i quali fanno parte di questo settore e che ci stanno mettendo anima e cuore nonostante le restrizioni, le difficoltà. Sto pensando ai bar e ai ristoranti, che ovviamente avranno delle difficoltà maggiori, ma che si stanno veramente dando da fare per trovare le soluzioni possibili per un'accoglienza che sia la migliore. Quindi io devo dire che ho grande fiducia anche per l'estate. Mi auguro poi che tutto questo non si ripresenti nel periodo autunnale, perché allora diventerebbe molto difficile la stagione invernale. Ecco, lei oggi ci ha dato un'altra notizia, ce l'aveva un po' anticipata anche il sindaco di Montegrotto, qualche movimento a livello proprio di turismo straniero, che insomma fino a poco tempo fa si pensava proprio una chiusura per il momento del turismo straniero, invece sembra che si stia muovendo, quindi insomma questa è una buona notizia. Ma devo dire che i dati ormai sono positivi. Diciamo che, a parte la Lombardia, che purtroppo registra anche oggi alcune centinaia di casi positivi, diciamo che le nostre regioni, diciamo il Veneto, ma anche il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige, ormai sono vicini allo zero, e quindi sembrerebbe che il tutto fosse passato. Quindi questo sta stimolando anche alcuni turisti dell'estero, sto pensando ai paesi più vicini a noi, quindi Austria e Germania in particolare, di ritornare sui nostri territori, anche al mare, perché devo dire che è chiaro che la montagna forse è un po' più privilegiata, nel senso che ambienti più aperti, più liberi, potrebbero essere una meta più facilmente raggiungibile, però anche le spiagge vedo che stanno pian piano ripartendo con tutte le limitazioni del caso. Io mi auguro veramente che la nostra regione, che è un po' il motore trainante del paese per quanto riguarda il settore del turismo, possa veramente colmare questo gap che ovviamente abbiamo patito e patiremo, in maniera da portare a casa una stagione che possa essere comunque tutto sommato positiva. Ecco, dobbiamo ripartire. E questa è la strada giusta. Devo dire che anche in questo contesto, con grandissima dignità, il popolo veneto, ma il popolo bellunese, ha affrontato questa pandemia, e quindi anche questi segnali positivi ci fanno ben sperare per il futuro. Ecco, molti cittadini dicevano infatti, insomma, quest'anno si preferisce un po' la montagna, insomma, un po' perché più all'aperto, insomma, meno problematico probabilmente anche per le linee guida che sono state poi dettate, quindi vi aspettate comunque un'affluenza importante di persone. Ma dovremmo essere bravi noi ad accogliere questi turisti, dare loro la sensazione di essere tutelati, di essere salvaguardati, di assicurare la loro salute. Penso che questa sia ormai diventata la priorità assoluta anche per quanto riguarda il mondo del turismo. Quindi questo è un impegno che noi ci siamo presi, che ci stiamo prendendo e che sono sicuro porterà dei buoni frutti. Ecco, poi alla fine della stagione tireremo le somme. Io sono, ripeto, ottimista, forse non lo ero un paio di mesi fa, ma devo dire che questi dati, che sono estremamente positivi in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, ci hanno fatto un po' cambiare, ma penso che anche la strategia complessiva della nostra regione è cambiata in queste settimane. Prima si parlava
veramente di un turismo esclusivamente di prossimità, quindi legato al nostro paese. Ora le cose stanno cambiando, mi auguro anche che quel mercato dell'est europeo che noi avevamo intercettato in questi ultimi anni, che stava fortemente crescendo, possa ritornare, se non in massa, ma comunque anche con numeri importanti, perché quel turismo lì per noi è fondamentale anche in prospettiva futura. Ecco, sono ripartiti anche i rifugi, oltre, insomma, i ristoranti, sì, però i rifugi sono ripartiti? Sì, anche quella è una parte del nostro turismo un po' più di nicchia, che però ha una grandissima potenzialità, perché diciamo che sulle nostre Dolomiti passano gran parte delle altovie, e quindi anche lì soprattutto il mondo degli appassionati della montagna, che provengono in particolare dalla Germania. Mi auguro veramente che possano riesco. In questo momento io dati non li ho imminenti, però gran parte dei rifugi stanno riaprendo, quindi nelle prossime settimane potremo toccare con mano se tutto questo si può concretizzare. Io ripeto, ho grande fiducia. Dopo c'è anche il bel tempo, il tempo ovviamente incide come sempre in tutte quelle che sono le manifestazioni, ma anche questi momenti e questi percorsi turistici. Devo dire che fino ad ora il tempo ci è venuto incontro, quindi mi auguro veramente che si possa trascorrere una bellissima estate con un bel tempo, e questo sicuramente favorirà le visite e gli arrivi dei turisti. Ecco, Presidente, se dovesse dare un consiglio alle persone che vogliono venire, insomma, lì in vacanza in montagna? Il mio è un grande ovviamente invito. La provincia di Belluno è prontissima e non vede l'ora di riabbracciare il mondo, i suoi turisti, le persone che ovviamente possano visitare le nostre bellezze, le nostre Dolomiti, ma anche tutto quello che è cultura, perché qui c'è grande cultura, dal Tiziano e poi anche all'enogastronomia, cioè i nostri punti di forza noi cercheremo anche di promuoverli al meglio, in modo di far sì che possiamo comunque continuare in questo settore che, ripeto, è strategico per tutto il nostro paese, per la nostra regione, ma anche per la nostra provincia, e devo dire che il nostro impegno sarà massimo per dare a tutti l'accoglienza migliore. Grazie davvero Presidente, grazie, poi ci risentiremo sicuramente, grazie davvero per aver insomma, accettato il nostro invito. Grazie a voi e buona serata. Grazie, buona serata a lei. Grazie. Dunque riparte, come abbiamo detto, riparte un po' tutto, e domani inizia anche la stagione turistica di Bibbione, che ha già al suo attivo oltre il 70% di prenotazioni tra hotel, villaggi ed appartamenti, e quindi rivediamo la luce dopo un periodo molto triste e di grande incertezza, conferma Giuliana Basso, presidente di Bibbione Live, ma non abbiamo avuto mai dubbi sul fatto che avremmo riaperto. Infatti si riapre con sole 2 settimane di ritardo, quindi insomma riapre un po' tutto, e come avete sentito, insomma, ripartenze, modalità ovviamente nuove anche di accesso negli ospedali, l'abbiamo detto più volte, accessi diversi, con modalità diverse negli ospedali. Vediamo quindi lo spot che ha realizzato la Regione per l'accesso ai pronto soccorsi. La fase 2 prevede nuove norme di accesso alle strutture di pronto soccorso. L'utente ha l'obbligo di indossare mascherine e guanti, assicurando di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. Non è ammessa la presenza di accompagnatori all'interno del pronto soccorso, ad eccezione di disabili, minori, utenti fragili, non autosufficienti e persone con difficoltà linguistiche. I pronto soccorso in questa fase mantengono percorsi differenziati per i sospetti Covid e per gli accessi per altre patologie. Al fine di identificare e indirizzare verso un percorso separato i sospetti positivi al virus, rimane attivo il pre-triage. In questa fase di preaccettazione vengono verificate le condizioni di salute dell'utente in rapporto al Covid-19. In caso di sintomi come febbre, influenza, tosse e mal di gola o segni significativi di sospetta infezione respiratoria da Covid-19, il soggetto viene sottoposto a tampone nasofaringeo e accompagnato in spazi del pronto soccorso dedicati fino all'arrivo del referto del tampone. Qualora non fosse necessario trattenere il paziente in osservazione, lo stesso viene dimesso a domicilio. In caso di emergenza, che non consente perciò di attendere il referto del test, il paziente viene trattato come infetto e gestito con tutte le precauzioni del caso.
Analogo approccio è previsto anche per le persone che giungono al pronto soccorso in ambulanza, con la variante che il pre-triage va fatto al momento e sul luogo del soccorso. Al termine dell'iter diagnostico per Covid, il soggetto può venire ricoverato o, se le condizioni lo permettono, dimesso a domicilio. Ed ora ci spostiamo a Cittadella perché è stato presentato dal Comune uno studio che ha coinvolto più di 500 famiglie con bimbi dagli 0 ai 10 anni per capire come essere supportato di supporto ai più piccoli. Sentite che cosa ci hanno raccontato. I bambini hanno manifestato la necessità di avvicinarsi maggiormente ai propri genitori. I bambini hanno anche dimostrato la capacità di adattarsi alla situazione e proprio perché si sono appoggiati i genitori, proprio perché hanno chiesto alcuni di essere più vicini a loro, di tornare a dormire nel lettone, di essere imboccati, di essere ripresi in braccio, i bambini hanno attivato un sistema di salvataggio naturale innato che è quello del riavvicinamento, del contatto. Il Comune di Cittadella ha voluto far partire un innovativo progetto chiamato 010 per coinvolgere nidi, scuole dell'infanzia e primarie per dare precise risposte a famiglie ed educatori. Dobbiamo lavorare con il progetto 010 ed aiutare i genitori e gli insegnanti a traghettare i nostri bambini verso una realtà che è diversa rispetto a quella che loro hanno lasciato, una realtà pronta a cogliere gli aspetti emotivi e pronta a modificare l'ambiente in sicurezza ma in funzione ai nostri figli. Avranno bisogno di essere sostenuti e non dovrà esserci uno strappo. C'è già stato uno strappo qualche mese fa, improvviso. Proprio per questo dobbiamo curare maggiormente il riadattamento, il reinserimento. Molti gli interventi che verranno presentati da parte del gruppo di studio e dall'amministrazione locale in un incontro telematico mercoledì prossimo. È una serata importante, ci troviamo su Meet, su Google Meet alle ore 20:30 per presentare questo progetto, per dare effettivamente riscontro alla popolazione su quanto è stato fatto in questo periodo e su quanto ancora c'è da fare. Per chi volesse partecipare trova le informazioni nella pagina Facebook del Comune di Cittadella, abbiamo messo il link alla conferenza di Google Meet. Ricordo però che la partecipazione è limitata a 250 persone, quindi preparatevi per tempo. Prima di chiudere una notizia di cronaca, è una violenza maturata durante un periodo di convivenza forzata per il lockdown, l'aggressione che ieri sera a San Zeno di Montagna nel Veronese ha armato la mano di un cittadino marocchino di 40 anni che ha sfregiato al volto e al capo l'ex convivente, una 52enne del luogo. La donna aveva interrotto dopo 10 anni la relazione piuttosto turbolenta, allontanando da casa il compagno che aveva trovato l'ospitalità da alcuni connazionali. Con l'arrivo della pandemia però la donna era stata costretta a riammetterlo in casa perché l'uomo aveva conservato la residenza a San Zeno e lì avrebbe dovuto trascorrere il periodo di lockdown. Dunque siamo arrivati al termine con questa notizia, al termine di questa edizione straordinaria. Vi do appuntamento ovviamente a domani, nuova edizione straordinaria ed è tutto. Grazie davvero per averci seguito e buonasera.